Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Oggi vi presentiamo la seconda edizione di Vetrina Attori promossa dall'associazione LEA, formata da studenti ed ex studenti dell'Università Cattolica. Ascoltiamoli in questo servizio. Ermanno Nardi dell'associazione LEA, questa è la seconda edizione di Vetrina Attore, ce la vuoi presentare? Di cosa si tratta? Sì. Allora, siamo al secondo anno e anche per questo secondo anno il nostro obiettivo è promuovere le giovani compagnie bresciane, compagnie che hanno massimo 30-35 anni e che hanno seguito corsi in università, corso STARS, Scienze e Tecnologie dell'Arte e dello Spettacolo, o corsi professionalizzanti presso scuole e accademie nazionali e internazionali. Quindi il filo rosso è appunto dare spazio alla poetica di questi gruppi che si sono formati sulla provincia e in città. Abbiamo 5 compagnie quest'anno, più una compagnia, o meglio un attore, Teodoro Boncidembene, che non è bresciano, lui è riminese, ma noi come associazione LEA l'abbiamo incontrato e siccome è un nostro coetaneo, anche lui ha 25 anni, abbiamo deciso di metterlo come anteprima della rassegna appunto per uno scambio, per non chiuderci solo nel nostro recinto, tra virgolette, bresciano, ma per dare uno sguardo anche al di fuori della provincia. In più lui ha un percorso formativo importante perché ha seguito i 4 anni della scuola del Teatro d'Arte di Mosca, quindi la scuola di Stanislavski, e in questo senso abbiamo pensato, oltre al suo spettacolo, di programmare come attività collaterale della rassegna un suo laboratorio, Impariamo a non recitare, che sarà nei giorni 29, 30 e 31 marzo presso l'associazione Danzarte. In questo senso mi preme sottolineare che la rassegna è finanziata soprattutto dalla Fondazione Cariplo e in particolare grazie a una rete di arti dal vivo che abbiamo costituito con Danzarte, che ne è capofila, con l'associazione L'Altro Suono, l'associazione Viandanza e appunto noi, 4 realtà che lavorano con la danza, la musica e il teatro in provincia di Brescia e che quindi cercano attraverso questa rete di supportarsi, di scambiare pubblici, di lavorare insieme. Alessandra Boglioni, direttrice artistica dell'associazione LEA, ci vuoi parlare un po' del programma, cos'è che presentate quest'anno? Il programma è articolato e molto vario perché abbiamo, come diceva prima Ermanno, 6 compagnie, di cui 5 bresciane o della provincia di Brescia, e che affronteranno tematiche diverse e utilizzando degli strumenti diversi, tutti sul teatro ma con declinati in diversi modi, quindi teatro danza, teatro di narrazione, teatro immagine e così via. La rassegna parte il 31 marzo con lo spettacolo di Teodoro Boncidembene al Cinema Novo Eden e si chiuderà il 7 maggio con lo spettacolo del Teatro Liquido al Teatro della Circoscrizione Sud. Infatti quest'anno abbiamo voluto dislocare in diversi teatri della città, del centro, la rassegna, quindi saremo al Cinema Novo Eden, saremo al Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino e al Teatro San Carlino e in Corso Matteotti e al Teatro della Circoscrizione Sud in via Livorno. Gli spettacoli sono tutti presentati da compagnie bresciane, giovani, e che hanno più o meno diversi i livelli di formazione e di percorso e di esperienze. E ora vi proponiamo una mini inchiesta realizzata da Giulia, la quale è andata fra i corridoi dell'Università Cattolica per scoprire quali lavorette fanno gli studenti per mantenersi agli studi. I ragazzi della Cattolica non sono solo studenti, ma sono anche lavoratori. Chi lavora per pagarsi i propri extra, chi per pagarsi le vacanze, ma c'è anche chi è concentratissimo sullo studio e riceve ancora la paghetta da mamma e papà. Oltre a studiare, lavori oppure mamma e papà ti aiutano? No, lavoro la sera dalle 6 alle 10 in una pizzeria da sport.
Studio e lavoro ti pesa lavorare oppure riesci a conciliare i tuoi tempi? Beh, allora, diciamo che il lavoro devo per forza lavorare perché se no non posso venire in università, quindi devo organizzarmi, però ce la faccio abbastanza. Beh, principalmente grazie all'aiuto dei miei. Sto cercando lavoro in questo periodo, l'unico problema è che è un po' difficile ancora da trovare, quindi per il momento occupazione non ho trovata, ma eventualmente mi sosterrò poi per conto mio. E chi paga l'università? I miei genitori, più aiuto di zii e parenti. Lavoro in un outlet a Brescia e faccio il commesso. Ho un gruppo col quale faccio musica, abbiamo stampato dei dischi, li abbiamo venduti e tutto sommato riusciamo a avere dei recuperi spese con la musica. Fanno tutti i miei genitori, quindi per ora non lavoro, ho lavorato ma con l'università è un po' complicato conciliare le due cose, quindi lascio pagare la retta ai miei e niente, io studio. Insomma. E i tuoi extra chi li paga? Io, li pago io, quindi insomma con i soldi che metto da parte, quei mesi che lavoro mi pago ciò che mi serve, però insomma la retta universitaria vai niente. No, perché non ce la faccio con lo studio, vado all'università tutto il giorno, quindi non lavoro. Diciamo che faccio qualche lavoretto ogni tanto, magari lavoro come hostess oppure nei bar qualche sera, diciamo, per pagarmi extra. E le tasse dell'università? Le tasse dell'università ai genitori, purtroppo. Beh, io non riesco coi tempi personalmente, sono molto impegnata dallo studio. Sinceramente neanch'io, anche perché io abito a Mantova e quindi non ce la faccio proprio. E i vostri extra come fate a pagarli? Tutto in carico alla famiglia per il momento. Esatto, anch'io. No, perché ho tante ore di lezione, quindi non riesco, abito lontano, quindi no, non lavoro. E chi paga le tue serate, i tuoi extra? Mio papà e mia mamma. Ma è vita mia. Beh, guarda, attualmente ho finito. Devo dire che i miei genitori mi hanno dato una grande mano, in particolare mio papà. Però quando studiavo qui in Cattolica, sì, lavoravo, facevo un part-time verticale in un ufficio. E diciamo che le lezioni non riuscivo purtroppo a seguirle integralmente nella loro totalità. Però, insomma, studiavo prevalentemente la sera. Sì, penso di lavorare quest'estate durante il periodo estivo. Faccio qualche lavoretto ogni tanto, tra cui il disc jockey, quindi il DJ in discoteca, che è un lavoro che ripaga tutto sommato bene e ci si diverte anche. Al momento no, però di solitamente in estate comunque mi impegno, faccio qualche lavoretto quando ho tempo. No, al momento no, anche perché l'università mi impegna tutta la settimana e dal lunedì al venerdì sono sempre qua e il sabato e la domenica mi concedo un attimo di riposo.